Michele Fanoli, dalla Venezia di Canova alla Parigi della Maison Goupil. È questo il titolo della mostra che aprirà i battenti il 14 maggio per chiuderli il 19 agosto a Palazzo Pretorio di Cittadella. Non sono solo le celebrazioni per gli 800 anni della città e della cinta muraria ad aver dato lo spunto alla mostra, ma anche i 200 anni dalla morte di Antonio Canova. Grazie a Leopoldo Cicognara hanno questa grandiosa idea di racchiudere in 5 tavole tutte le opere di Antonio Canova, e Fanoli vuole vederle e ritrarle tutte dal vivo, e quindi andrà casa per casa dei nobili che possedevano le opere di Antonio Canova, andrà a Possagno proprio per disegnare singolarmente le 200 opere di Antonio Canova. Verrà esposto per la prima volta al pubblico l'autoritratto di Antonio Canova. Cosa abbiamo scoperto togliendo la tela dal telaio? Che nella pellicola sottostante l'autoritratto c'era un altro dipinto. La mostra Fanoli Canova, che poi vedrà legata a sé il restauro della chiesetta del Cristo Salvatore, l'oratorio di Canave, il recupero del palazzo di Via Marconi che verrà adibito a sede museale, e naturalmente non ci possiamo dimenticare del Museo del Duomo che doveva aprire l'anno scorso ma aprirà a breve con la pala di Jacopo da Ponte, con la cenna di Emmaus. È il nostro Palazzo Pretorio, sede di mostre d'arte contemporanea.